Sembrava che alla riunione tenutasi qualche sera fa a Cabianca sul trasporto pubblico l'assessore fosse stata chiara sugli autobus a chiamata. Perché far salire solo quell'utente che ha la prenotazione se alla fermata c'è con lui qualcun altro? Anzi, ben venga, almeno il bus si muove soddisfacendo un numero di utenti maggiore. Basta che abbiano il biglietto e che non intendano la corsa in bus come un dovuto gratuito. Ma come si dovrebbe comportare l'autista di Arriva Veneto o di qualunque altra compagnia se chi vuole salire a bordo non solo è sprovvisto del biglietto, ma sembra anche che abbia bevuto un po' troppo e che abbia intenzioni belli che nell'intento di avvicinare l'accendino al bus dopo averlo innaffiato col contenuto della bottiglia del superalcolico appena ingurgitato, perché l'autista si ostina a non volerlo a bordo. Ieri a Cabianca un utente che ci riferiscono usufruisca spesso del servizio in modo gratuito voleva salire a bordo di una navetta a chiamata pur essendo privo di ticket e in più palesemente ubriaco. Il trasporto pubblico è un servizio essenziale. Se un utente ha il biglietto ha il diritto di usufruire del servizio. L'autista non può impedire a chi ha il biglietto o l'abbonamento di salire sul bus. Inoltre, se non ha il titolo di controllore, non è neppure tenuto a verificare il possesso del biglietto da parte dell'utente. Può rifiutarsi però di far salire a bordo chi è palesemente ubriaco, ma solo se è un divieto scritto nel regolamento della compagnia, del trasporto bus o del comune, essendo appunto un trasporto pubblico, un servizio pubblico. La persona che voleva salire a bordo della navetta ieri, che dopo aver cosparso il bus di whisky sembrava volesse avvicinarci l'accendino, potrebbe essere invece denunciata per interruzione del servizio pubblico. E siamo nello studio del Servizio Nord-Est 2.0 e vorremmo sapere di che cosa vi occupate. Ci siamo fortemente focalizzati sui bonus edilizi, in particolare sul superbonus, quindi interventi prevalentemente condominiali di efficientamento energetico. Il superbonus esiste ancora, fino al 31/12/2024 l'incentivo è stato ridotto al 70% e fino al 31/12/2025 è stato ridotto al 65%. Per maggiori informazioni su superbonus e agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, Servizi Nord-Est 2.0, via Bembo, Sottomarina di Chioggia, Venezia.